protesta dei lavoratori per l'annunciata chiusura del sito produttivo di Nara Camice a Santa Maria di Sala. In 24 rischiano di perdere il posto di lavoro. Disagi e la circolazione e un ferito ricoverato a Portogruaro in codice giallo per un incidente tra mezzi pesanti lungo l'autostrada 4 all'altezza di San Michele al tagliamento. Arrestato per bancarotta fraudolenta un imprenditore accusato di non aver pagato i dipendenti e l'erario per più di 1 milione di euro. La società era impegnata nel trasporto merci. Immobili e attrezzature sequestrate, titolare denunciato alla Procura di Venezia. I carabinieri scoprono ad Eraclea un'autofficina senza autorizzazioni, sanzioni per circa 30.000 euro. La battaglia di Marco, studente universitario disabile al 100% contro le barriere architettoniche a Venezia. Ho chiesto aiuto al comune e mi hanno detto che non ci sono soldi. Proprio nell'anno in cui Venezia commemora i 700 anni dalla morte di Marco Polo, la corte in cui si trovava la sua casa versa in condizioni di degrado. La denuncia dell'attore Alessandro Bressanello. Contro femminicidi, bullismo e baby gang, amministratori comunali del Veneto a lezione dalla psicoterapeuta veneziana Vera Slepoi. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Come di consueto cominciamo con il proporvi il sondaggio di questa sera, il cui esito sarà presentato durante l'edizione di Ring a partire dalle ore 21, condotto questa sera dal nostro Nicola Zanetti. Vi chiediamo, incubo ladri, torna l'idea delle ronde, giusto? Sì allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. Cominciamo con le notizie. In primo piano la protesta dei lavoratori per l'annunciata chiusura di un sito produttivo di Nara Camice a Santa Maria di Sala, mediazione anche di Veneto Lavoro. Probabilmente chiudiamo a brevissimo e dopo 35 anni di lavoro siamo a casa. Per i 24 dipendenti la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L'azienda che produce camicie con lo storico marchio Nara ha deciso di chiudere il sito produttivo di Santa Maria di Sala e subito è scattata la protesta dei sindacati che hanno manifestato insieme ai lavoratori prima davanti alla sede della CGIL e della CISL di Mestre e poi davanti agli uffici regionali di Veneto Lavoro, dove i rappresentanti hanno incontrato l'azienda. Noi avevamo da subito evidenziato che secondo il nostro punto di vista l'azienda aveva intenzione di uscire da Santa Maria di Sala. Loro ci avevano sempre confortato dicendoci che invece questo non era e purtroppo invece oggi siamo di fronte alla chiusura che lascia a casa 20 persone più altre 3. Abbiamo fatto molte proposte per provare a trovare delle soluzioni che potevano essere anche un lavoro a distanza, insomma oggi si fanno accordi del genere. Abbiamo chiesto quali erano le condizioni poi di eventuali proposte su altre sedi, quindi speravamo insomma che oggi l'azienda venisse con qualcosa di più concreto. Con la mediazione della Regione l'azienda ha proposto di incontrare individualmente i dipendenti nei prossimi giorni per discutere le prospettive future, compreso un possibile trasferimento in altre sedi come Milano. Quindi è in programma un nuovo incontro azienda-sindacati e poi azienda-sindacati Veneto Lavoro. Siamo appena all'inizio. Non abbiamo visto molta apertura da parte dell'azienda, però vedo che c'è un gruppo molto unito di lavoratori e di lavoratrici, quindi penso che questa unione ci farà molto bene, ci darà forza per andare avanti e portare a casa il meglio. Le prospettive insomma preoccupano i dipendenti, mentre i sindacati chiedono la cassa integrazione straordinaria per i mesi che serviranno a trovare una soluzione definitiva che non impoverisca il territorio veneziano. Brusca frenata degli investimenti, quella rilevata dal primo Focus 2024 della CNA del Veneto. L'economia della regione è entrata in una fase di stallo. Le nostre previsioni per il 2024 sono confermate dal focus dei 10 indicatori. Abbiamo una crescita del PIL dello 0,7% e un arretramento per quanto riguarda la crescita dei consumi e degli investimenti. Dopo un paio d'anni di crescita impetuosa, nel 2024 gli investimenti in Veneto sono destinati ad una brusca frenata. Il primo focus dell'anno dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto conferma un'economia in stallo. Banca d'Italia punta il dito contro le condizioni più rigide di accesso al credito, l'esaurirsi degli incentivi in edilizia e il rialzo dei costi di finanziamento, ma c'è anche dell'altro.
L'inflazione è scesa, ma è cresciuta negli ultimi 2 anni del 14,4%. Pesa sulle famiglie e pesa sugli investimenti delle imprese. C'è un calo strutturale del numero delle imprese e soprattutto delle imprese artigiane che o si trasformano e crescono oppure chiudono per sopraggiunti limiti di età, e da questo punto di vista dobbiamo lavorare per far incentivare l'imprenditoria giovanile e la propensione all'imprenditorialità. Negli ultimi 4 anni il Veneto ha perso quasi 8.300 imprese, 4.800 solamente tra le imprese artigiane, in particolare quelle legate al manufatturiero e all'edilizia. I problemi per la nostra economia, comunque, arrivano anche e soprattutto da oltreconfine, dove i vari scenari di crisi hanno aperto una situazione di profonda incertezza. Lo scenario internazionale sta pesando in maniera importante, la situazione del canale di Suez, le crisi della geopolitica poi abbattono anche sulle piccole e sulle microimprese, ed è per questo che va fatta un'azione, un colpo di reni importante per sostenere il nostro Made in Italy e sostenere anche una ricollocazione del Veneto sullo scenario internazionale. E dobbiamo darvi conto dell'ennesimo incidente nel tratto autostradale dell'A4 compreso tra San Donà di Piave e Palmanova. Il sinistro è avvenuto attorno alle 15 sulla carreggiata in direzione Venezia sul territorio comunale di San Michele al Tagliamento e ha coinvolto 2 mezzi pesanti, uno dei quali si è scontrato con quello che lo precedeva in un tratto a 3 corsie. Una persona rimasta ferita è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Portogruaro. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario, polizia stradale e ausiliari delle autostrade Alto Adriatico. L'incidente ha inevitabilmente provocato conseguenze sulla viabilità con formazione di lunghe code. Operazione della Guardia di Finanza ora di Venezia che ha scoperto operazioni sospette nel settore degli autotrasporti. Un imprenditore è attualmente agli arresti domiciliari. Arresti domiciliari per un imprenditore ritenuto responsabile del fallimento di una società di autotrasporto di merci. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia e hanno ricostruito le vicende di una prima società fallita che sarebbe stata amministrata in maniera occulta dall'imprenditore, il quale dal 2017 avrebbe distratto dall'azienda numerosi automezzi e più di 500.000 euro, svuotando i conti correnti aziendali e riempiegando i soldi in una seconda società sempre di autotrasporti e dalla denominazione simile. Le indagini avrebbero svelato come la prima società fallita fosse già in dissesto e non potesse lavorare in quanto priva degli automezzi ormai ceduti. L'uomo avrebbe diretto in maniera occulta anche una terza società intestata alla moglie, ancora attiva sempre nel medesimo settore ma già con debiti tributari non pagati e i conti in rosso. La procura ha deciso per i domiciliari perché l'uomo ha mostrato la volontà di non pagare i debiti col fisco, 1.300.000 euro circa, e nemmeno i dipendenti. Sono stati così denunciati per i reati di bancarotta, in concorso tra loro, anche l'amministratore formale e il liquidatore della prima società fallita. Sanzioni e ammende per circa 30.000 euro immobile e attrezzature sequestrati, titolare denunciato alla Procura di Venezia. Si è conclusa così la scoperta da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia di un'auto-officina allestita in un edificio privato di Eraclea. Il titolare non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività. Un operaio italiano non registrato svolgeva da alcuni mesi la mansione di meccanico senza copertura assicurativa e previdenziale e senza il rispetto delle norme di sicurezza. Noi ci spostiamo a Venezia in centro storico e vi raccontiamo la storia di Marco, 27enne disabile al 100% che denuncia come il comune gli abbia negato l'accessibilità ad alcuni ponti e con essa la possibilità di recarsi in autonomia all'università. Sono Marco, 27 anni, ho una malattia genetica, si chiama atrofia muscolare spinale, e che mi porta comunque a vivere dalla nascita su una carrozzina elettrica. Marco abita a Venezia, città che ama e adora, nonostante la difficoltà oggettiva di spostarsi sulle 4 ruote della sua carrozzina elettrica. A me Venezia piace molto, è una città in cui mi piace vivere, vorrei vivere sempre. Diciamo che da quando sono venuto qui è stato molto difficile, potrei dire un'esperienza limitata. Marco è iscritto all'Università Ca' Foscari. Per lui raggiungerla significano 2 ore di viaggio contro i previsti 10 minuti di chi può invece camminare. Nel senso che molte zone della città a me sono completamente
inaccessibili, invisibili, nel senso che molto spesso mi si dice andiamo in un posto e non so neanche dove sia quel posto perché non potrò mai accedervi. E qui sta il nocciolo della questione. Ha chiesto al Comune di Venezia la possibilità di rendere a lui accessibili alcuni ponti tramite l'utilizzo delle previste rampe, ma si sarebbe sentito rispondere picche, come racconta lui stesso. Io ho parlato direttamente, ho scritto due email all'assessore Zaccariotto e alla prima non mi ha risposto, alla seconda ero un po' più arrabbiato, mi ha risposto appunto dicendomi che non c'erano soldi. Della serie arrangiati? Sì. Eppure volendo il Comune potrebbe ricorrere alla voce trasferimenti correnti o spostare l'impegno di spesa liberando risorse da un altro capitolo di spesa. Insomma, per aiutare Marco, già fortemente provato, siamo certi che il Comune possa e debba trovare una soluzione superando ponti e pregiudizi. Anche da un punto di vista magari turistico, cioè voglio dire una rampa in più potrebbe aiutare a farla vedere meglio, no? Quindi cioè, nel senso, secondo me da un punto di vista della mobilità anche per me, però anche per altre persone, insomma potrebbe aiutare, ecco, cercare di capire anche la situazione. Proprio nell'anno in cui Venezia commemora i 700 anni dalla morte di Marco Polo, la corte in cui si trovava la sua casa versa in condizioni di pesante degrado la denuncia dell'attore Alessandro Bressanello. Venezia celebra i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. Nel corso dell'anno a lui saranno dedicate varie iniziative. A lui si ispira il Carnevale 2024 con il suggestivo titolo Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo. Ma basta abbandonare il flusso di turisti all'altezza di San Giovanni Crisostomo e raggiungere Corte Seconda del Milion per trovarsi di fronte a questo spettacolo davvero poco edificante. Devo dire che è un vero peccato che in questo anno di celebrazioni di Marco Polo, i 700 anni, nessuno abbia pensato a ripulire i luoghi dove si presume fossero le case del Polo. Alessandro Bressanello, una lunghissima carriera da attore e regista tra cinema, teatro e televisione, per quasi un decennio coordinatore artistico del Carnevale, abita proprio qui e ha denunciato il degrado in cui versa questa zona di Venezia. Nessuno si è preoccupato, assessori vivono a decine di chilometri dalla città e dicono che mai visto, non so niente, nessuno mi dice niente. Beh certo, nessuno ti dice niente, ma non ti preoccupi neanche di informarti. Chi si è informato, ad esempio il Times, il prestigioso quotidiano di Londra, perché imbrattamenti e graffiti hanno i giorni contati. Per fortuna che a Venezia ci sono dei bravi veneziani, in particolare l'associazione Masegni e Nissioletti, che già in diversi luoghi della città a fine marzo si sono presi l'impegno di venire a ripulire. Io intanto mi metto il cappello originale afghano che ricorda molto quello di Marco Polo e aspetto pazientemente, non tanto per me ma per la città e per tutti gli ospiti che vengono a vedere la casa. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie. Contro femminicidi, bullismo e baby gang, amministratori comunali del Veneto a lezione dalla psicoterapeuta veneziana Vera Slepoi. I femminicidi di Giulia Cecchettin, 22 anni appena, e Vanessa Ballan, 26 anni, incinta al terzo mese, e la professoressa Vera Slepoi, nota psicoterapeuta e scrittrice, a spiegarne le dinamiche psicologiche, scavando nella mente dei rispettivi assassini. Il femminicidio è il risultato finale, generalmente, di un mondo dove la relazione affettiva da un lato, vedi il caso Cecchettin, o la relazione istituzionale come il matrimonio, ad esempio, dove poi ci sono i figli, eccetera, quando c'è una perdita di questo contenitore, la morte, l'eliminazione dell'intero nucleo molte volte è una via paradossalmente salvifica. Salvifica per l'assassino perché eliminando la persona che gli ha causato il problema elimina il dolore generato dal problema stesso, spiega sempre la Slepoi.
le incapacità di gestire la fine, ad esempio, di una relazione, le conflittualità, la gestione anche delle separazioni che molto spesso avviene in modo superficiale senza tener conto di quelle che sono le conseguenze. Quindi le baby gang, il bullismo, anche a scuola gli stupri, le rapine. Tra i temi affrontati nel corso del dibattito dal titolo Comunità educante a lezione di affettività. Incontro tenutosi a Venezia dalla professoressa Slepoi con amministratori e primi cittadini veneti per tentare di arginare e possibilmente prevenire i dilaganti episodi criminali, atti di bullismo messi in atto dai ragazzini e ragazzine, spesso anche minorenni. A tal fine si deve creare una rete allargata tra la scuola e la famiglia, così l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. C'è una facile soluzione? C'è la consapevolezza, c'è la presa di coscienza, c'è che ciascuno, rappresentante delle istituzioni, io per prima in quanto assessore all'istruzione, devo tenere una posizione, non è giudicante, è di evidenza del problema, girare il volto dall'altra parte, dire che sono fenomeni isolati, dire che non vi è un problema di consapevolezza, cioè vi è un problema di consapevolezza, non vi è un problema di realizzazione della gravità, questo è compito delle istituzioni, altrimenti cominciamo ad accettare che la società sia così e sia un fatto ineluttabile. Per colpa del Covid saltano il concorso per un posto di ruolo, superano la seconda prova, ma ora un centinaio di insegnanti in tutta Italia rischiano il posto di lavoro e ci sono casi che riguardano anche il Veneto. Siamo andati a Padova, sentiamo. In graduatoria per un posto di ruolo ci sono entrate superando le prove del concorso, ma ora il posto fisso all'interno della scuola pubblica rischiano di perderlo per una sentenza del Consiglio di Stato che in un solo colpo cancella tutti i loro sforzi. La colpa di questi insegnanti, se di colpa dobbiamo parlare, è stata quella di non aver partecipato al concorso nella data fissata dal Ministero dell'Istruzione perché ammalate di Covid o in quarantena fiduciaria, ma di aver superato le prove nella sezione suppletiva del concorso stabilita dopo un ricorso al TAR. Io purtroppo il giorno in cui sarei dovuta presentarmi alla prova scritta ero in quarantena fiduciaria a casa per un contatto positivo a scuola e questo ha impedito chiaramente il mio presentarmi perché il mio Green Pass comunque era stato annullato. Dopodiché abbiamo subito fatto ricorso, ci siamo rivolti comunque ai sindacati e abbiamo vinto il ricorso al TAR per cui l'ufficio regionale scolastico ha organizzato le prove suppletive che a cui abbiamo partecipato mi sembra in 8 persone. Questa è la storia di Carlotta Bertazzi, insegnante padovana. Grazie al concorso è entrata di ruolo e ora insegna in una scuola primaria di Vigonovo. Per questo ha anche sostenuto l'acquisto di una nuova auto. Carlotta, insieme ad altre 8 colleghe venete, aveva partecipato al concorso supplettivo. Alcune di loro non avevano potuto sostenere il primo concorso perché positive al Covid o addirittura ricoverate in ospedale per il coronavirus. Ora, nonostante le prove superate, rischiano di perdere il posto e la motivazione del Consiglio di Stato, che annulla il ricorso al TAR, lascia l'amaro in bocca. Pur essendo in stato di emergenza, ci è stato detto che i motivi per cui noi non ci siamo presentati al concorso erano meri impedimenti individuali. Oltre il danno, la beffa il rischio anche di avere meno punti in graduatoria per il prossimo anno. Non verrà conteggiato il punteggio relativo al superamento del concorso. Quest'anno dovrebbe essere conteggiato come un anno di supplenza normale, però siamo un po' in un limbo in cui non sappiamo bene cosa ci succederà, perché poi non abbiamo notizie dall'ufficio regionale. Ci spostiamo a Roma perché insieme ai colleghi delle principali località balneari italiane, i sindaci dei comuni della costa veneziana sono stati ricevuti in Parlamento. Sul tavolo c'è infatti la legge di istituzione dello status delle comunità marine. Capitanati in veste di coordinatrice dalla sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto, i sindaci del G20 Spiagge, l'unione delle principali località balneari, forti di 50 milioni di presenze turistiche l'anno, il 12% del totale in Italia, sono stati ricevuti a Roma dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Una tappa importante in quel percorso che vuole portare ad una legge di riconoscimento di status delle comunità marine. Il dato numero 1 è il dato della pressione turistica,
quindi è un numero, un elemento oggettivo che si riverbera nelle nostre località come elemento importante. Quindi abbiamo bisogno di servizi, abbiamo bisogno di risorse finanziarie e di risorse di personale. Abbiamo quindi evidenziato questa necessità per una situazione anomala, normale, straordinaria come la nostra, devono esserci norme straordinarie e speciali. La condizione speciale di questi comuni parte innanzitutto da una popolazione che nei periodi di alta stagione turistica aumenta anche di 10 volte rispetto ai residenti abituali e per la quale bisognerebbe ritarare tutti i servizi pubblici. La nuova legge potrebbe vedere la luce già quest'anno in un percorso definito lento ma inesorabile per essere proposta, discussa ed approvata con il consenso di tutte le forze politiche nel più breve tempo possibile. Il Presidente della Camera ha capito i nostri argomenti che sono oggettivi, i nostri numeri, le nostre preoccupazioni. Continueremo le interlocuzioni con tutte le forze politiche perché ci sia una condivisione a 360 gradi. Noi chiederemo a tutti i partiti di condividere il nostro progetto e andremo avanti anche con l'interlocuzione con la 10ª Commissione. All'ottimismo affiancheremo anche la pressione costante nel tempo, quasi a volte oserei dire da stalker. E con questo è tutto ora il meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Anticiclone non più così saldo, la pressione atmosferica infatti cede sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 7 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà piuttosto coperto. Al mattino non si escludono locali pioviggini in pianura, in genere di debole intensità, locali nebbie dopo il tramonto. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente possibili piovaschi, specie sulle zone costiere. Il cielo si manterrà grigio ovunque. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza maggiore tra sole e nubi con qualche addensamento in serata. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.